Ma io dico subito che farò un intervento controcorrente rispetto agli interventi che ci sono stati finora, ma non perché non li condivida, perché io non credo che sia questa la sede. Noi qui siamo venuti per esprimerci in modo netto, preciso e chiaro sul congresso del popolo sardo. È rispetto a questo che noi dobbiamo dire cosa ne pensiamo, se siamo d'accordo, quali percorsi deve avere questo congresso, quali iniziative deve fare, quali incontri, quali dibattiti. Casomai le cose che oggi abbiamo detto, che molti hanno detto, le diranno in quella sede. Ma noi non possiamo assolutamente oggi sprecare altre 2 ore in lamentazioni, recriminazioni e piagnistei. Allora, la lettera dice delle cose molto precise. La lettera di convocazione. Occorre un intervento collettivo, fatto di un gran numero di liberi dibattiti su tutto il territorio isolano e nelle aree dell'emigrazione. Su questo noi dobbiamo esprimerci. Io aggiungo altro rispetto a questo, specifico. Occorre che nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, negli uffici, nelle scuole, noi investiamo i lavoratori, i sardi, su questo problema. È possibile che la Sardegna fuoriesca dalle secche in cui si è cacciata o è stata cacciata? E come è possibile? E chi sono i referenti per far uscire la Sardegna da queste secche? Questo è all'ordine del giorno oggi. Qualcuno ha detto, si è parlato del congresso del popolo sardo. E questo è il tema di oggi. Non così si è parlato fra l'altro del congresso del popolo sardo. Di cosa parleremo? Lo vedremo. Io credo che noi al popolo sardo dovremmo porre interrogativi più che dare risposte o ricette. Discutere con la gente, perché la politica ormai si è ridotta a una contrattazione di posti, di clientele dentro il palazzo. Noi dobbiamo far uscire la politica dal chiuso delle stanze del potere del palazzo per aggredire i problemi della gente. E allora io credo da un dato dobbiamo partire. La Sardegna è scomparsa dall'agenda europea, dall'agenda del governo nazionale, dall'agenda del governo regionale. È scomparsa nei suoi veri interessi, nei suoi problemi. Se questo è vero, se la Sardegna ormai è assente, si tratterà di vedere nei dibattiti che vorremmo fare, che possiamo fare, come la Sardegna può essere di nuovo centrale. Dibattiti però, io qui voglio essere molto franco, non solo, neppure soprattutto, tra i sardisti, indipendentisti o i nazionalisti. Dibattiti fra i sardi, superando finalmente i tancati, le ideologie, le separatezze, perché se noi non aggrediamo questo nodo ci troveremo sempre e comunque con una minoranza ininfluente o anche se influente che non risolverà i problemi. E allora nella lettera, per esempio, che molti conoscono, che è stata mandata agli etnicisti, noi abbiamo posto con forza anche un problema politico: come liberare la Sardegna dai partiti che invece di risolverne i problemi la opprimono. È una questione, ma è all'ordine del giorno per il dibattito fra i sardi, fra tutti i sardi, in cui certo vedremo che ci sono delle differenze e ci si può anche schierare, al limite ci si può anche dividere. Il problema è il livello della divisione. Non ci si può cioè dividere su cose di poco conto. Ci si può dividere su una strategia ampia, di largo respiro, non sulle piccolezze. Ma io credo che oggi non dobbiamo solo esprimerci sul congresso dei sardi, che siamo sì d'accordo, poi si è visto, chi si è visto si è visto. Oggi io credo che dobbiamo esprimerci su una cosa, in maniera individuale, perché gli inviti sono stati mandati non ai partiti, alle organizzazioni, ma ai sardi, come persone singole. Dobbiamo esprimerci cosa vogliamo fare, che tipo di impegno, che tipo di contributo vogliamo portare. Da parte mia io dico subito che non solo il mio sì incondizionato,
per il Congresso dei Sardi, ma il mio sì incondizionato per l'impegno, perché in questi mesi, saranno 6, 7, 8, non lo so, la Sardegna venga investita da un grande, vasto, popolare dibattito in cui finalmente la gente possa esprimersi e confrontarsi, dire cosa vuole, cosa propone, quali sono alla fine del 2000 le prospettive di quest'isola, senza che noi in qualche modo mettiamo al dibattito un cappello, magari in maniera strumentale, di un partito o di un'organizzazione. Se non facciamo questa operazione, il Congresso dei Sardi farà pochi passi. Se invece noi usciamo dalle ottiche ristrette delle parrocchie, parrocchiette e tancati, allora sì che è possibile aprire una nuova stagione di politica e di cultura sarda. Grazie. Quanti amici, quanta gente nuova, di un periodo storico che ci ha visto impegnati tutti quanti. Si è parlato prima di Angelo Caria, grande amico, compagno di lotta, e di Marilena Denti, e degli uccisi dai fascisti, e di Bore Ventroni, e degli uccisi dai piemontesi, da tutti coloro che hanno lottato per la Sardegna, per la libertà, per la sua sovranità, per la libertà intellettuale, la libertà di crescere, di svilupparsi, di esistere. Le loro anime sono qui dentro assieme a noi e dobbiamo, per rispetto a loro, continuare questa strada, una strada che porta direttamente alla libertà della Sardegna, una strada che porti direttamente all'indipendenza del popolo sardo. Non facciamo giri di parole, l'obiettivo, l'indipendenza della Sardegna è quello da raggiungere. Per fare questo bisogna fare tante cose, bisogna convincere, bisogna discutere, bisogna riunirsi, bisogna fare pace, bisogna litigare, bisogna rimboccarsi le maniche, scendere in mezzo alla gente, nelle strade, nelle fabbriche, nella propria famiglia, nel proprio partito politico, tirar fuori l'energia del nostro popolo, se no siamo solamente parolai, ritorniamo nelle nostre case contenti di averci parlato addosso e nulla va bene. Il congresso del popolo sardo è già cominciato, secondo me, perché quando si comincia un movimento indistinto, dove ogni testa vale come un'altra testa, un parere vale come l'altro parere, senza sigle di partito, senza tancati, ma solamente con la forza delle proprie idee di buona volontà, tutto è possibile se si hanno però i punti di riferimento certi, cioè i punti di riferimento sui quali siamo d'accordo, non quelli sui quali non siamo d'accordo, quei pochi punti sui quali siamo d'accordo. E i punti non sono molti, ma sono molto difficili, sono punti di indipendenza, sono i punti di costituente, di creare il Parlamento dei Sardi, creare lo strumento che serva a fare le leggi che decidano il nostro futuro. Bisogna creare per questo una classe dirigente, porla alla fiducia della gente, la gente deve dare questa fiducia. Non possiamo essere un piccolo gruppo, non possiamo continuare ad essere nel deserto dei profeti, dobbiamo essere degli umili agitatori, degli umili organizzatori, ma gente che quando si gira vedrà che dietro altra gente, gente che guarda davanti e vedrà che davanti è altra gente. E questo momento sta scoccando, ma non è nato dal nulla, è nato dal lavoro di anni, ma non di 10 anni, né di 20, né di 70, da 100, 200, 1000 anni. Il professor Lilliu ne ha parlato con grande chiarezza. Anche Eliseo, quando ha fatto questo volo sulla storia dei sardi, ne ha parlato, riunificando la nazione sarda. Questo è il concetto fondamentale. Siamo una nazione divisa, siamo una nazione che deve trovare ancora il suo Israele, deve tornare, deve trovare i campi fertili dove governare la propria vita. E questo è il nostro obiettivo di sempre. E allora il congresso è cominciato. Ma non è cominciato l'altra domenica quando ci siamo riuniti, è cominciato oggi, continuerà domani, dopodomani, in 1000 maniere diverse. Sta alla nostra iniziativa però riempire di contenuto questo congresso, riempirlo di tanti problemi, di tante discussioni, di tante partecipazioni, riempirlo anche di adesioni al nostro problema.
non dobbiamo restringere all'area nazionalitaria, a noi che sappiamo quello che vogliamo, a noi che in maggioranza siamo indipendentisti, che siamo nazionalisti, che siamo gente senza dire di sinistra o di destra, ma che siamo col popolo, siamo con i lavoratori, siamo con chi soffre, siamo con gli emigrati, ma siamo anche con gli imprenditori che non riescono a contare 2 più 2 la sera quando tornano a casa stanchi dalla loro impresa, perché lo Stato coloniale ci opprime, perché la fiscalità statale ci distrugge, perché il protezionismo dello Stato continua a toglierci il sangue dalle vene. E quando torniamo nelle nostre organizzazioni, nei nostri partiti, nei sindacati, nelle organizzazioni culturali, e troviamo la gente che tiepita, la gente che ha paura, la gente che segue le direttive che apprende dal telegiornale romano o dalle veline che arrivano dai loro partiti di fuori, che dobbiamo continuare a discutere, a portare avanti i nostri punti di vista. Allora il congresso è cominciato, ma il congresso è un congresso politico. Noi qui parliamo di politica, non parliamo solamente di cultura, non parliamo solamente di economia, non parliamo solamente della natura o delle nostre coste, dei nostri diritti. Questi sono i componenti di un complesso disegno politico, che è il disegno politico di sovranità del popolo sardo. Ma la sovranità si esercita, ma si esercita col consenso della gente. E allora quali strumenti politici noi portiamo avanti? Il congresso va bene, io sono d'accordissimo, sono d'accordo, credo che chi è venuto qui ha capito all'istante di cosa si trattasse, ha capito anche di più di quello che è stato detto. La nostra unione non deve essere solamente unione, deve essere competizione. Competizione fra di noi, a chi fa di più, a chi lavora di più, a chi ha più idee, a chi è più generoso, a chi riesce a convincere più persone. Se noi facciamo questo, in questo momento storico, dove si è aperta una finestra politica che ci può permettere questo, perché questo atto di oggi non si sarebbe potuto organizzare 3 anni fa, ma neanche 5 anni fa, probabilmente non si potrà organizzare neanche fra 5 anni, solamente oggi, quando gli scozzesi hanno il loro Parlamento di nuovo, quando i gallesi hanno il loro Parlamento, quando i baschi sono sovrani nella loro terra, al massimo in Europa, quando le tasse le esigono loro, le modulano loro, quando hanno la loro polizia, hanno la loro giustizia, quando una struttura statuale corrisponde alla volontà del popolo. Questi sono gli obiettivi veri e politici. E allora non dimentichiamoci degli avversari. L'avversario è lo Stato italiano, che è un concetto anche abbastanza superato, perché il potere è ancora più vasto, europeo e mondiale, il potere che va anche al di là delle organizzazioni politiche statali, è un potere che decide sulla pelle dei singoli, sulla pelle dei popoli. Noi dobbiamo essere quindi indipendentisti, nazionalisti, sardisti o come vogliamo definirci di questo tempo per il prossimo millennio, pensando che dobbiamo farcela. Dobbiamo utilizzare allora degli strumenti politici di massa, e gli strumenti sono le elezioni politiche, sono la volontà popolare e l'uso dei referendum. Elezioni politiche, ci scontreremo con le leggi elettorali fatte apposta contro i nazionalisti, contro i sardi, contro gli indipendentisti. Faranno i blocchi alla regione, faranno ancora di più la legge elettorale maggioritaria. Accettiamo la sfida, noi siamo capaci, siamo convinti non di andare con un polo italiano o con l'altro, ma di essere quell'elemento fondante di un gruppo politico e sociale capace di vincere qualsiasi competizione politica in Sardegna e prevalere noi alle elezioni politiche regionali, alle elezioni politiche parlamentari e ovunque il popolo sardo si deve presentare. Questi possono essere degli obiettivi, se no facciamo veramente, forse filosofia spicciola, chiudo subito, cerchiamo obiettivi piccoli, dobbiamo fare grandi obiettivi, un referendum popolare sulla Costituente dei Sardi, un referendum popolare su uno statuto dei Sardi,
un referendum popolare sulla zona franca per i sardi, perché non l'avremo mai né dal governo italiano né dai partiti italiani la zona franca, che significa la leva fiscale gestita da noi, modificabile giorno dopo giorno, che significa non fare spopolare i piccoli centri dell'interno. Vedo qui dei combattenti per la difesa dei piccoli centri dell'interno, delle Barbagie ma anche della Tregenta e di altri paesi, condannati a morire se continua il colonialismo, condannati a morire se i sardi si faranno ancora rappresentare da questi partiti nei comuni, nelle province, alla regione e nel Parlamento. Noi dobbiamo ricostituire un processo politico di vita, vitale per il popolo sardo. E allora, però, non prendiamoci in giro. Non parliamo contro i partiti e i gruppi dirigenti di partito se poi formiamo gruppi e camariglie che pretendono di guidare o indirizzare movimenti come quello che tutti assieme stiamo creando. Ci vuole rispetto, rispettiamoci uno con l'altro per quello che abbiamo fatto e per quello che faremo, senza secondi fini, senza piccole vendette, senza mire di sedie e seggiolini elettorali. Qui lottiamo per la nostra libertà, lottiamo per l'indipendenza dei sardi e la nostra sovranità e la nostra identità. Questo è l'obiettivo. E dicendo questo vi dico forza Paris, come i reduci della Brigata Sassari che ci hanno insegnato a essere nel mondo politico e nella modernità. Forza Paris. Non quando nasco, quando sto là a nascere, che nasco dai di prima. E poi sul fascismo ne è morto e fiato là. Ma ricordo Tittino Mario e due figli a pensamento al cui dorso sorta come se un pezzo e un vago emozionato pure e non escono manco di noi commentare che tre cose stento insamente no, mentre si presentano che altra gente che deve fare e narrare cosa più importante a proposito di fare però. Ecco, un difetto abbiamo sempre detto noi, abbiamo sfadato sempre meno. E mi pare di tornare sempre dal suo scontro di quella gara poetica tra Cuvetto e Tuconi, mi pare. Caro Cuvetto, se non è male, non Cuvetto tu, Cuvetto Sattero. Ma il dente meda non è andato niente. E a noi non si succede una da volta, sfadare meda e a non andare niente. Vabbè, però questo esperimento lo stiamo facendo questa volta ed è questo esperimento che a me mi interessa ed è questo gusto che io verso proprio augurare a Visardo, a Sorgione in modo particolare, noi anziani ormai sul dovere nostro abbiamo fatto, ci abbiamo fatto, questo è un altro conto vero poi, sì. Ma uno vago abbiamo fatto, abbiamo scritto in queste idee, abbiamo scritto in Sardegna e noi abbiamo scritto quando siamo andati fuori, quando abbiamo visto gente in porto, quando in Polonia professor Succo non se ne era, ma voi non fai dai tutto su sardo, questa lingua veneranda, questa lingua meravigliosa, quando in Messico Tibon crea che noi se siamo sfadato sempre su sardo, ma questo è 20 e 30 anni fa. Quindi ancora, se sardo andai per esempio a Helsinki, a due nelle università, una che si narra Sonia Zariane, che insegna lingue comparate, dando in modo particolare l'importanza alla lingua sardo, e intanto sardo loro. E infatti mi dice, ma sto a chiedere male ai sardo se i sardo se tutto, è una così che, e infatti in suo partito, io quello gusto, che essere in comprendere tutto che siamo noi sono vago, sospiro nemico. In 40 anni che si avvarrava in sei scuole, quando vai da io sono compagno, professore, collega, scontinente, sore, Sattanare come lavoro, quando non arriviamo, ma voi non facciamo in sardo, facciamo questo, facciamo l'altro, e siamo pagati dall'Italia, andiamo all'Italia, andiamo sì, no, che a sospipio sono andati a Brucia, a sospipio sono sul mano, ed ripeto, le cose che mi hanno come in questo momento una bizzoca che cadinone, Cristinara Moro, fatto tornare sul nome di voi, ma io mi ricordo di vostè, non se ne ricorda, no, non me ne ricordo, è una bella bizzoca, però non me
mi ricordo. Sono Moro, vabbè, non me ne era nulla. E passato a commentare a su Mancos, quando vostè mi era Moro, si su vero, si inga che Moro, in sal notte risplenda sa Moro. Ecco, e tutto questo insegnamento mio non sta parlando. Un'altra die, uno mi ne riesce, poi intervistato un professore mio, io non fio bravo me, e vabbè, ma io non mi ne ricordo, ma io sì però, legando una scenaria che saliva su Santiasa, fianda, su sardo e l'occitanico, erano le due lingue curiali nel Medioevo, ma io dopo vostro una vita non comprendo questa cosa, che ora ti auguro un sospetto così ti va da dire, chissà che le terre perché gli fini, la testimonianza italiana, ma da questa testimonianza sarda ormai, e imparare a manco si sardo, ma facciamo questo esperimento, non ti ha detto ora, o sardo, sa fai questo esperimento, che pustri desormai scalmostendo e sfizzamento al miracolo e servire. Riccardo, io non si vuole accaldare, me non mi chiedo di stentare che la gente che chiede accaldare, ed è giusto che vede saltare a te, professor Lilio, grazie di questo che non ha dato. Grazie, io rubo solo un paio di minuti, giuro, per ringraziare per l'invito, che è stata una cosa graditissima da parte del professor Spiegel, per dire che mi piace che questa cosa sia stata fatta a Baulato, perché se il concetto è quello di grande guado, allora probabilmente il popolo sardo, mi pare di capire, è vicino al grande guado, al passaggio, e allora l'avvenire potrà essere sicuramente un bel avvenire. Io sono qui a rappresentare un esercito di volontari, ho l'onore di coordinare le Proloco della Sardegna. Le Proloco della Sardegna sono 250, sparse in tutta l'isola, e sono un esercito di 15.000 volontari, che non aspettano altro che di essere portati nel campo culturale, perché finora hanno dovuto fare altro, perché possono dare un grande contributo sicuramente alla causa della rinascita sarda. Però visto che sono qui non posso, dicevo che in 2 minuti non posso esimermi da parlare di quello che in altro modo io rappresento, e cioè il coordinamento delle forze di base che in Ogliastra, nella provincia di Nuoro, sta lottando in questo periodo contro un'altra forma di colonialismo, che è il colonialismo ambientale, che è quello che ha imposto in questi giorni il Parco Nazionale del Gennargentu. Ora attenzione che c'è una lobby variamente composta di ambientalisti, ingegneri, politici, albergatori, tra loro commisti, perché ci sono gli ambientalisti, ingegneri, gli politici albergatori e così discorrendo, che vogliono fare una cosa che la nostra gente non vuole. Abbiamo dimostrato più volte in assemblee belle e numerose come queste che la gente dell'Ogliastra, la gente del Nuorese non vuole questa imposizione dall'alto. Nonostante questo un progetto politico sta andando avanti, contro questo noi in Ogliastra e nel Nuorese combatteremo. Per questa battaglia abbiamo bisogno comunque dell'aiuto dei sardi, perché guardate che se poi viene tolto alla gente che abita nei paesi della montagna il diritto di decidere, di gestire sulla propria terra, allora probabilmente altre cose verranno imposte da una certa politica che noi rifiutiamo. L'aiuto della Sardegna credo che sia indispensabile, io credo che ci sarà tutta. L'augurio è che queste assemblee, questi movimenti continuino e che io possa essere nuovamente qui con voi a salutarvi. Grazie. Congresso dei Sardi o Congresso Nazionale Sardo? Cioè occorre anche definire l'iniziativa, perché la definizione contiene in se stessa anche la finalità, perché io credo dei discorsi di oggi che le finalità, gli obiettivi siano ancora abbastanza indeterminati e oscuri, perché qua l'unica proposta che ho sentito di finalizzazione del congresso è quella nel lucido intervento di Bastiano Composto, che ha detto facciamo il congresso per creare uno stamento, così mi sembra che abbia detto esattamente, ovvero sia un Parlamento, un luogo di dibattito, forse un luogo di decisioni del popolo sardo. Ma questa è l'unica idea che mi sembra sia emersa, e d'altra parte è un'idea che ha anche dei grossi pericoli, perché questa idea è venuta anche agli altri, è venuta per esempio alla Lega, che ha fatto un Parlamento padano, ha convocato i padani alle elezioni, ma mi sembra che non abbia ottenuto grossi risultati.
proprio perché forse manca l'aggregazione etnica, forse manca un comune sentire che vada oltre la contingenza, per cui il Parlamento padano ha finito per configurarsi con una patetica assemblea che discute poco, decide niente ed è una specie di simulacro di una sovranità che non esiste, di un potere che non si esercita. E noi corriamo il rischio, se indirizziamo il Congresso del Popolo Sardo verso questo indirizzo, di fare un qualcosa che esisterà poco, funzionerà poco, non deciderà niente e servirà a dimostrare che qualcuno vuole creare una sovranità ma non ci riesce. Chiaramente questo non può essere il nostro obiettivo, ma questo temo sia l'obiettivo se questo congresso dei sardi sarà un congresso senza paletti, perché non si possono riunire tutti i sardi senza sapere per che cosa si riuniscono, perché se no esiste anche una condizione di fondo, che non c'è nessuna democrazia fondata esclusivamente sul fatto etnico-razziale. Se noi riuniamo i sardi come sardi senza mettere nessun paletto, stiamo facendo un bel congresso di quanti hanno il DNA sardo, il cognome sardo, eccetera, ma non stiamo esprimendo nessuna realtà né politica né civile. Io credo che il congresso è un momento importante, è un momento forse essenziale in un momento per la situazione attuale della Sardegna, che è una situazione di una Sardegna completamente allo sbando come istituzioni, come forze politiche, anche come forze sociali, con grosse difficoltà di inserirsi nel nuovo tessuto europeo. Però occorre che i sardi, se decidono di far venir meno questa situazione, abbiano un minimo di comune identità, perché se no il congresso corre il rischio di essere a dimostrazione che siamo locos e mali unidos. Ogni paese elegge i suoi delegati, poi questi delegati non si sa che decisioni debbano prendere e non hanno neppure un mandato, se già in partenza i congressi paese per paese non sono stati convocati su precisi punti, su precise domande. E io credo, lancio una proposta, chiaramente non è ultimativa, ma credo sia molto importante. Per fare un congresso dei sardi occorre un congresso di quei sardi che credono nel diritto del popolo sardo alla sovranità, un congresso dei sardi che voglio che il popolo sardo sia padrone della propria terra, un congresso di sardi che credano nell'indipendenza della Sardegna, non un congresso di sardi che sono disposti a qualunque cosa, perché qua si è assistito stasera a un certo qualunquismo. Si dice i sardi non devono parteggiare né per Filippo V né per Carlo Imperatore. Beh, oggi noi dobbiamo avere la nostra identità di popolo, avere la nostra aspirazione alla sovranità, all'indipendenza, ma in un mondo fortemente integrato come quello che abbiamo non possiamo essere indifferenti a ciò che avviene fuori dalla Sardegna, se no le conseguenze ci ricadranno. I sardi non volevano né Filippo V né Carlo Imperatore e allora gli diedero Amedeo di Savoia, che era sicuramente peggiore di tutti e due. Qua corriamo il rischio, dicendo che non vogliamo né Filippo V né Carlo Imperatore, di trovarci qualcuno di peggio, perché non possiamo essere indifferenti. Le grandi idee circolano nel mondo, non possiamo con questo assenteismo dalla scena. Io lamento che siamo fuori dal Parlamento europeo, lamento che siamo finiti adesso anche fuori dalla Commissione delle Regioni Europee, che non siamo rappresentati in nessuna istituzione internazionale, anche perché il governo italiano ci tiene rigorosamente fuori, e voglio vedere se adesso, dopo che l'ha ratificata, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre, applicherà ai sardi la Convenzione Europea sulle minoranze nazionali. Io credo di no, perché a noi ci hanno cancellato completamente come identità e non ci riconoscono neppure come minoranza. Ebbene, io credo che il congresso abbia un senso se ritrova la possibilità del popolo sardo di trovare la sua voce.
E però vorrei sottolineare che esistono altre iniziative in questo senso con identiche finalità, anche se con una strutturazione organizzativa profondamente diversa. Ed è il progetto di Costituente del popolo sardo, un progetto in cui nei mesi scorsi tanti sardi, migliaia e migliaia, credo che siano arrivati a 25.000 le firme, hanno firmato, è stato presentato in Consiglio regionale. Ne ho chiesto all'inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea perché la Commissione non l'ha esaminato. E beh, quello è un progetto che ha una sua validità, non tanto sotto il profilo politico, perché io credo che quando fra un mese e fra 2 mesi arriveremo al voto in Consiglio regionale, quella proposta prenderà, sono ottimista, 7 o 8 voti. Sicuramente non passa, e se passasse sicuramente il Parlamento di Roma, preso dalle truffe bicamerali, certamente si guarda bene da dare ai sardi la possibilità di una loro assemblea costituente, di una voce autonoma e libera del popolo sardo. Ma è importante che il Consiglio regionale discuta, è importante che si discuta di quella proposta, perché chiarirà chi è per la sovranità dei sardi e chi no. E io credo che per fare politica in Sardegna, anche con l'abbraccio più universale che si voglia, certi punti fermi occorra metterli. Forza Varisi sì, ma forza Varisi pro indipendenza.